Sabato faccio fatte bruschette e melenzane. Bruschette di A melenzane. fondo. Ma ti faccio vedere e che ti mangi? Sabato, ora metto in due piatti pure a te. Favorito, capo consolata. Zia Teresa, buongiorno. Buongiorno. Melanzane. E bruschette e murignane. E bruschette molignane. Ora ti faccio assaggiare come sono saporite. Aspetta E e come si vedrai. fanno le bruschette molignane? Aspetta e poi vedrai. Quindi stiamo tagliando fette di melanzane. Sì. Belle doppie. E andiamo a bruschette. Ma poi è gigante questa melanzane, sapete dove l'avete presa? Oh, uno niente. Che se l'hanno fatta apposta con voi, l'hanno fatta. Ecco qua, Sabato. Mettiamo un po' d'olio sulla carta forno. Olio extravergine Sempre. sulla carta forno. Ecco qua, un po' di più perché deve assorbire le melenzane. Ok. Spalmiamo l'olio sulla carta forno in teglia. E poi facciamo così. Melanzane nell'olio. E poi giriamo. Ecco qua. Queste non sono bruschette, sono bruschettone. Bruschettone. Ah, che mo sa rogno quando cucina. Ah, si va a stringere. Sa rogno, Ok. dice napolitanamente. Sabato, mettiamo un bel pizzo di sale a coppa Su ognuna. e poi mettiamo a forno per 20 minuti. Al forno per 20 minuti. Sì. Così. 180, sotto e sopra. Per 20 minuti. Ecco qua. A dopo. Adesso faccio il condimento che metto più bruschette di melenzane. Prepariamo il condimento Sì. per le bruschette. Ok. Pane grattugiato, pomodori. Facciamo tutti insieme in una sola scodella. Sì, tutto. E che mi danno come fosse la bruschetta quando mi tutte cosa in. Bellissimo. Però che sia siciliano, sai? E alla siciliana così. Sì, non è napoletano. Vabbè, sono bruschette melanzane. Siamo bruschette in Sono italiani, eh? italiane. Che studiate i datterini, vi? Pomodorini da terrine. Però va bene qualsiasi pomodorino, Sì. diciamo. Pomodori Pure all'insalata. l'insalata, quelle che vanno a mettere. Mettiamo un po' di pecorino. Pecorino? Sì, perché si sente di più quando mettiamo il pecorino. Vi piace di più il sapore del Sì. pecorino. Un pizzico di sale, Pizzico di sale. pepe non manca mai. Non avevo dubbi, non avevo Un po' di pepe dubbi. ci vuole. Un poco. Sta prendendo pepe, zia Teresa. No, no, ci sta, ci sta. Bene così. Vi criticano. Ma non può, che quando ci vuole. Aglio, lo metto così perché se l'hanno non lo piace. Però adoro l'aglio, Ci vuole lo dove taglio. Eccolo qua. Basilico. Basilico? Sì, basilico. È già sciacquato, non vi preoccupate. Sempre. Facciamo piccolino. Mettiamo l'olio, sempre extravergine d'oliva. Un bel filo d'olio che Sì. deve venire il sapore. Ecco qua, mettiamo un po' di più e amalgamiamo tutto. Andiamo a girare il tutto insieme. Ecco qua. Si sente l'odore, lo sai? Però lo mettiamo anche sopra, A tra poco. a tra poco. Se dovete andare a prendere le nostre bruschette di melanzane Sì, dal forno. ma la dobbiamo condirli. Andiamo a condire le nostre bruschette. Ecco Eccole qua. qua. Andiamo. Ma andiamo a condirli. Andiamo a condire le nostre melanzane. Sì. Ecco qua. Sai come sono saporita troppo? Secondo me già così sono buone perché Sì, le perché è melanzane sono buone una sempre. bella odore, sai? Bellissime. Però queste dopo vanno di nuovo al forno. Sì, e che mo sa da questo po' che sa da come può essere un sapore. Poi il pane grattato lo facciamo Guarda che bruciare un da sopra, po'. sì. Vedi? Ecco qua. Già si sente che l'odore basilico, pomodoro. Aglio. Ma proprio l'estate è un'altra cosa. Adesso Adesso dobbiamo mettere un po' d'olio, d'oliva, extravergine, ecco qua. un filo su ognuna. Ecco qua. Andiamo di nuovo al forno. Già caldo. Mettiamo fra un'altra, diciamo 7-8 minuti, va? 7-8 minuti, il tempo Sì, che sì. si cuociono un po'. Ecco qua. Ecco qua. Andiamo al forno, ci vediamo tra 6-7 minuti. Ok, A dopo. Siete viste, le nostre bruschette di melanzane sono pronte? prontissime. Eccole Ecco, qua. Wow, bellissime. Vedi? E che odore? Bellissime. Le facciamo raffreddare un po' E poi facciamo l'assaggio. Sabato faccio fatte bruschette e melenzane. bruschette di A melanzane. fondo. Ma ti faccio vedere come. E che ti mangi? Sabato, ora metto in due piatti pure a te. Favorito, capo consolata.